Bentornati amici di Matto Scacco in questo nuovo video. Oggi vediamo quella che probabilmente è la partita più bella mai giocata da Hans Niemann. Benvenuti e a proposito di Hans Niemann ricordo che a giorni, stiamo parlando veramente di giorni, sulla Matto Scacco Academy uscirà un corso su come giocare il Jobava System, il Jobava che diciamo è stato rilanciato di moda appunto da Niemann e quindi scopriremo come si gioca e poi ne uscirà anche uno su come si contrasta. Allora andiamo a vedere questa partita che ho giocato da nero contro un fortissimo GM Mamedov, 2652 punti. Andiamo a vedere come è andata la partita. E4 è stata appunto recentemente giocata nella Turkish League 2024 e 5 e qui voglio dire due parole su questa E4 e 5. Quando si raggiunge un livello diciamo buono, no? Sto parlando da giocatore diciamo amatoriale, quando uno dice sono arrivato a 1200, sono arrivato a 1300, sono arrivato a 1400, inizia un pochettino a snobbare come risposta E5 e quindi va a cercare complicazioni, siciliana, gambetti strani, difesa scandinava, l'Alieki, no? O robe strane. Ragazzi, cioè 4 e 5 e sì, magari la prima mossa che vi hanno insegnato il primo giorno che avete iniziato a giocare a scacchi, ma rimane tutt'oggi una delle più solide che giocano anche i migliori gran maestri al mondo. Cavallo F3 per attaccare il pedone, cavallo C6, ormai queste mosse le conosciamo a memoria, ed entriamo in questa variante dei 4 cavalli. Bene, a questo punto dopo il D4 si è entrati quella che è una scozzese alla fine, C per D4, alfiere B4, fin qui tutta teoria, cavallo per C6, B per C6 e alfiere D3. Segue arrocco corto e D5. In partita viene giocata alfiere di 2, qui vi dico che spesso e volentieri, questa linea la conosco molto bene perché la gioco anch'io da nero, spesso e volentieri il bianco, quando il pedone in E4 viene interrogato, spesso il bianco avrà voglia di andare avanti, poiché sembra che questo pedone qui avanti dia molto fastidio al cavallo, che non sembra avere case molto buone dove andare, o ritirate, oppure qui probabilmente si perde un pedone. In G4 sembra che sia lì in mezzo alla scacchiera che potrebbe essere perso da un momento all'altro, H5 non è granché. In realtà G4 è la mossa migliore, poiché il cavallo si mette sì in attacco, ma allo stesso tempo attacca il pedone 5. Ora non ci sono tante risposte eccezionali per il bianco. In caso di F4 sbagliatissima, arriva alfiere C5, qui anche donna H4, cioè c'è veramente di tutto e la partita si vince con estrema facilità. Qui in caso di torre 1, altro errore, torre 1 lascia sempre il punto F2 scoperto, quindi alfiere C5 è sempre molto interessante, donna H4, ci sono sempre le stesse idee per vincere in 10.000 modi. La mossa corretta, la risposta corretta qui è donna in E1 tenendo qui, questo permette di giocare F6, a questo punto il cavallo ora ha il supporto per catturare, bisogna catturare, essenzialmente adesso la partita si continua in questo modo, il nero non ha alcun tipo di problema di sviluppo e la partita si giocherà molto bene. Questi due pedoni sono molto forti, è vero che c'è un pedone doppiato, ma gli alfieri del nero sono ora liberi di attaccare contro il re. Quindi questi tipi di posizioni le conosco e sono andato in vantaggio tante volte grazie a questa spinta in E5. Invece, giustamente, il grande maestro 2006 conosce bene questa linea e gioca alfiere di 2. Su alfiere di 2 Niemann gioca la cattura dell'alfiere per il cavallo e ora arriva cavallo per E4 andando in una serie di semplificazioni, poiché ricordiamoci che il nero in genere, avendo ad altissimi livelli, avendo il tratto in meno, è sempre molto felice di semplificare la situazione e cercare una patta. Donna E2 per attaccare e lasciare sì che una torre possa prendere il controllo della colonna D, torre 8, donna in E3, H6 e donna in G3 e arrivano le prime minacce reali. Adesso iniziamo a capire un pochettino queste manovre di donna e ora qui ci si può difendere in vari modi. La prima scelta dal motore è probabilmente quella un po' più difficile se vogliamo da vedere, è un po' difficile anche da calcolare, è donna G5.
Donna G5 ovviamente in caso di cattura, è vero, i pedoni doppiati ancora un'altra volta e quindi si va in un finale con un sacco di pedoni doppiati, ma questi pedoni credo che possano essere molto forti. Tranquillamente il nero potrà scambiare questi pedoni avanzati, ma più che altro la linea forse che era da calcolare era questa, forse perdere il pedone C7 era importante. È vero che abbiamo al momento alfiere H3, ma su alfiere H3 tranquillamente donna G3 e il bianco si è pappato intanto un pedone. Quindi era linea critica, la prima mostrata dal motore, ma umanamente parlando donna G5 è molto difficile da giocare. Niemann gioca F6, che è quella diciamo più umana, anche se al momento ha bloccato le diagonali alla donna. Torre in F va in E1, donna in E7, supportando sempre di più questo pedone, e donna in F4. Arriva torre B8, A4, C5, il pedone doppiato ragazzi deve essere sempre spinto, questo è uno dei principi fondamentali. Adesso si è creato anche lo spazietto per il cecchino che potrà andarsi a mettere in B7, pedone B3, consolidando la struttura, torre B6, adesso questa torre sale sulla stessa traversa e potrà mettersi dove meglio crede. Alfiere 5, attaccando la torre, torre che va in D6. Pedone in H3, creandosi una via di fuga per il re, pedone in F5 supportato dall'alfiere, donna in E3 e c'è l'attacco sul punto C5. Ecco, ora siamo nel momento cruciale della partita, da qui in poi la partita prenderà un unico senso. Che cosa si gioca? Che cosa si gioca? Come si tiene questo pedone? Cosa possiamo fare per tenere questo pedone? Beh, in teoria, se togliamo la torre, la donna già copre questo pedone, quindi si potrebbero pensare a mosse easy, non so, come torre G6, così la donna tiene. E intanto si crea qualche attacco con minacce di F4, alfiere per H3. Qui Niemann secondo me gioca una mossa geniale che neanche il motore riesce a vedere, che è molto ma molto difficile da vedere e veramente richiede una comprensione della scacchiera devastante che è regina in F7. Insomma, Niemann lascia in presa questo pedone, dopodiché lascia in presa anche questo pedone che ha attaccato 2 volte. Donna per C5. Il bianco abbocca nella trappola. Adesso bisogna capire che piano va in mente, ed il piano è proprio F4, punto esclamativo. Ma Medov non vede dei problemi, poiché dopo donna C7, ed è così che va la partita, il bianco va in vantaggio di un pedone e sta anche minacciando il cambio delle donne. Peccato che dopo donna G6, tra l'altro sta minacciando anche la torre, dopo donna G6 il nero tiene la torre e minaccia sempre alfiere per H3 con ovviamente poi minacce di matto in G2. Arriva torre per E4, una mossa se vogliamo della disperazione. Qui credo che il bianco aveva fatto malissimo i calcoli. Bisognava giocare secondo il motore re H2 che impedisce alfiere per H3. Che cosa ha calcolato qui il bianco? In partita gioca torre per A4. Poiché dopo alfiere H3, ed è così che continua la partita, io ho una mossa intermedia che è scacco, io ti devio la regina, dopodiché tu hai finito tutti i giochini. Qui il bianco sta da Dio, ha una torre in più ed è finito l'attacco da parte del nero. Peccato che la partita non va così. Dopo torre per E4, alfiere per H3, minaccia di matto in 1 con regina in G2, intermedia scacco, non c'è scritto da nessuna parte che il nero è obbligato a catturare. Probabilmente nei calcoli di Mamedov aveva calcolato, nessuno sacrifica una torre con scacco, tranne Hans Niemann. Scacco, il re si rifugia nell'angolino, rimane il problema della minaccia di matto. Come ci si difende? Donna B7 per cercare di tenere questa casa e torre C6, interferenza, e adesso il nero è sempre ad una mossa dal matto. G3, ultima chance. F per G3 e adesso arrivano i matti, cioè nel momento in cui io ti faccio scacco e ti entro in questo modo qui, ti faccio uscire fuori il re, ho una torre che poi qui vinco in 10.000 modi.
regina in B8, minacciando il bianco a sua volta il matto in 1, ma non ci sarà mai tempo. G per F2, doppio scacco. Re per F2, torre C2 scacco. Adesso ci sono 3 pezzi che attaccano un re che è completamente scoperto. Re in E3, donna G5, guardate la coordinazione della regina che si mette su case nere e l'alfiere che si mette sulle case chiare, ovviamente è l'alfiere campo chiaro. Abbiamo donna F4 e qui tema tattico, se fate spesso i problemi di tattica, questo lo vedete in un nanosecondo, ovviamente il re è l'unico difensore della regina e qui adescamento, torre in E2 oppure rimozione del difensore, possiamo chiamarlo come vogliamo, il re viene portato su un'altra casella, non difende più la donna e la posizione è questa. Ora a livello puramente matematico qui la posizione è pari, poiché regina per 2 torri e alfiere e poi qualche pedone, ma la partita finirà poiché dopo alfiere di 2 qui il bianco pensava di riuscirsi a difendere stando attorno al suo alfiere, ma arriva intanto alfiere G4 e da notare come l'alfiere e la regina controllano benissimo case chiare e scure. Re di 3, alfiere F5, il re ritorna in E2 e adesso donna in G4, il nero abbandona. Perché il bianco abbandona? Perché il bianco ha abbandonato dopo questa mossa? Ora in realtà ci sono, no, un po' di mosse da parte del bianco. Esaminiamole, potrebbe tornare indietro. Ci sono tantissime mosse, per esempio, proviamo a esaminarne qualcuna. Partiamo, vediamo cosa suggerisce quel motore. La prima, Re F2. Re F2, andando sul nero, arriva tranquillamente donna in D4 e qui arriva già il primo problema. Se il re dovesse andare indietro c'è donna G1 e qui arriva un altro problema. Se il re dovesse andare qui, vediamo che cosa arriva secondo il motore, qui ci sono vari modi per vincere, dice regina G5, dopo re 2, regina H5, ok, qui c'è un modo, ok, in qualche modo si perde sempre qualcosa, incredibile, e forse mancava un'altra mossa, qui no, le abbiamo viste tutte, abbiamo visto questa, questa qui forse mancava, giusto, no, aspetta, su questo scacco, sì, mancava questa e c'è in realtà donna F3, poi ci sarà qualche altro doppio, e c'è sempre questo, donna in G3, no, donna in H1, sì. Ok, ovviamente purtroppo i pezzi del nero, a parte l'alfiere che è difeso dal re, ma le torri sono totalmente sconnesse, scollegate. Si sa che con un re al centro che può prendersi gli scacchi in qualsiasi momento, le torri lì da sole, in campo aperto, poiché non ci sono pedoni che le nascondono, sono veramente molto, molto fragili e la regina con qualche scacco sicuramente può andarsene a pappare. Dopo che il bianco perde una torre, c'è veramente poco da fare. Io penso che sia stata una delle partite più geniali di Niemann, che si è ritrovato a fare un attacco fantastico, ma soprattutto, ragazzi, a partire da qui inizia a sacrificare praticamente tutto e qui sacrifica una torre. Fantastico. Ci vuole veramente fegato. Sacrifica una torre dalla serie o la va o la spacca e adesso si attacca in tutti i modi. Torre C6, bellissima interferenza. E qui arriva a quello che deve arrivare. Bella partita, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Qui veramente ha dimostrato veramente grande genialità in questo attacco. Come possiamo vedere, il materiale è importante a scacchi, ma non è tutto. Ragazzi, restate aggiornati che a giorni sulla Matto Scacco Academy lanciamo il corso sul come giocare il Jobava London System. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo presto, ciao!